God Save the Wine, la nostra edizione d'autunno, è una delle mie preferite perché mi permette in una serata di ascoltare come stanno andando le vendemmie in tutta Italia. Ecco, per un giornalista che tutta l'estate viene bersagliato da domande assurde il 10 agosto come è andata la vendemmia, ora abbiamo qualche risposta. Soprattutto Marco, a Casale dello Sparviere ricordiamo Castellina in Chianti, quella bellissima collina del castello che si arriva salendo su da qual è l'uscita? Monteriggioni? Monteriggioni salendo verso Castellina, questo bellissimo casale che ogni tanto anche gli sparvieri sorvolano, giusto? Esatto. Ecco, cosa che vendemmie hanno visto gli sparvieri quest'anno? Ma sicuramente è stata un'annata molto difficile, però noi abbiamo avuto tutti i vigneti già progettati per il cambiamento climatico, perché l'azienda è stata acquistata nel 95, quindi dal 95 al 2005 sono stati impiantati tutti i vigneti e il cambiamento climatico già era in atto, quindi anche la progettazione dei vigneti era tale. Quindi è stata, come dicevo, un'annata difficile, però grazie a una particolare lavorazione del suolo e una attenta selezione delle uve siamo riusciti a avere un buon prodotto. Ecco, quindi come abbiamo visto nel Chianti Classico stasera abbiamo incontrato diverse aziende, c'è una situazione veramente, ovviamente una grande differenza di epoca di vendemmia. A Radda, all'Amole sono ancora fermi, zone più meridionali, quindi un pochino più calde, la vendemmia è praticamente già finita e questo è anche parte della bellezza del Chianti Classico, perché nel bicchiere sappiamo ogni volta, cominciamo a orientarsi e sapere cosa ci aspetta. E quindi per l'autunno, Marco, visto che comunque abbiamo finito la vendemmia, bisogna festeggiare, bisogna rilassarsi, possiamo aprire qualche bottiglia, che cosa ci consigli? Il Vigna Paronza, che è il nostro cru, è una gran selezione. Questa annata in particolare è il 2013, viene dalla Vigna Paronza, che è la nostra miglior vigna per terroir. Appunto è stata la prima vigna reimpiantata dopo l'acquisto dell'azienda, del Casale, da parte della famiglia Andrighetti. È circa 1 ettaro di vigneto Sangiovese grosso, che fa 18 mesi in barrique e 6 mesi in botte grande prima di passare più di un anno in bottiglia per essere pronta alla vendita. Questa è la 2013, ecco, io l'avevo già assaggiata mi sa un paio di volte ed effettivamente è uno di quei vini che da giovane mostrava una certa grinta, una certa struttura, ma anche un po' troppo arrambante per essere gustato. Invece effettivamente da ora in poi direi che ci siamo a livello di prontezza di gusto, un vino molto fruttato con queste note che danno più sul lampone, sulla fragola, sulla frutta di bosco, ma anche la macchia mediterranea, note floreali molto calde che rendono conto di dov'è la situazione, ma grazie a queste vecchie vigne hanno anche un equilibrio il tannino veramente speciale. Quindi Marco, grazie di questa gran selezione, buon fine lavori e preparati che l'autunno è arrivato. Grazie a voi e buona serata.